In tanti casi arrivano da fuori perché i vicentini appunto sono generosi nel fare, l'elemosina a queste persone. Ecco, siccome a Vicenza oggi i tossicodipendenti ricevono, ma come tutti, ricevono un'assistenza completa, hanno bisogno di vestiti, hanno bisogno di, cibo o di un tetto, in qualche misura viene dato loro, il rischio, ma anzi spesso la certezza è che quella carità, quell'elemosina che ricevono si traduca in realtà in droga, nell'acquisto di dosi di stupefacenti. Quindi l'appello forte è: evitiamo di farlo in questo momento perché aiuta la polizia locale, aiuta le unità di strada del comune a fare bene il loro lavoro e a poter gestire bene il nostro territorio. L'accorato appello del sindaco Possamai che, annunciando con soddisfazione il dimezzamento delle persone che dormono in strada, ridotte in 2 mesi da 45 a 21, chiede aiuto ai vicentini per arginare il fenomeno. Più che un invito a ridurre le elemosine, la richiesta è di dirottarle alle organizzazioni che si occupano in maniera specialistica dell'assistenza ai clochard. A rafforzare gli sforzi anche la decisione di mettere a disposizione altri posti letto nelle strutture dedicate, invitando a collaborare ancora una volta i vicentini, in particolare quelli che hanno alloggi sfitti, per offrirli agli ospiti delle strutture di accoglienza che attualmente lavorano e sono in grado di pagare la pigione. Confermata l'azione di contrasto al microspaccio della polizia locale, che dall'inizio dell'anno ha compiuto 70 operazioni. Raddoppiato il servizio degli operatori di strada comunali, che passa da 12 a 24 ore settimanali. In questo momento, ma da un po' di tempo, la presenza di cittadini a Indiana è significativa. Come dicevamo, il tema del microspaccio è un tema che lega anche queste persone al territorio. Per cui insomma non sono persone facili da supportare, da sostenere. Ci proviamo, il percorso comunque è lungo e richiede presenza di operatori anche dedicati e specializzati per questo. Qui insieme alla questura stiamo lavorando per riuscire a rimpatriare alcune di queste persone. Oggi in alcuni casi, penso all'India, agli indiani, è molto complicato e invece è assolutamente necessario.